Eccoci di nuovo su Radio Indipendenza, come abbiamo preannunciato, abbiamo qui negli studi virtuali della nostra radio Doddore Meloni, leader di Maluentu. Ciao Doddore, grazie per essere venuto. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, il tema di oggi, l'abbiamo detto già in precedenza, è la convergenza nazionale, quindi questa novità nel mondo indipendentista, questa occasione storica di confronto fra i militanti indipendentisti delle organizzazioni Progress, Maluentu, Sardegna Nazione e Ammanca Pros Indipendenza. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Cristiano Sabino e a Bustiano Cumpostu. Come vedi questo tipo di fermento e quali sono gli sbocchi politici che può avere? Gli sbocchi sono ottimi per tutti, però quando hai cominciato a parlare di convergenza dobbiamo mettere puntini sulle i, perché la convergenza non incomincia a Chiesi. La convergenza nazionale, la prima proposta è stata fatta e tenuta a San Gavino, Monreale, nel ristorante di Mauro Senis. Dopo, ed era la prima volta che erano venuti quelli di Ammanca. Poi si è fatta quella riunione lì a Chiesi in cui abbiamo cominciato a buttare le basi sulla convergenza nazionale, fra le quali c'era anche Gavino Sale. C'ero io, Bustiano, Ammanca, qualcuno di Progress, era venuto Francesco Sanna e Gavino con Bustiano. Per cui dopo siamo andati avanti, questo ve lo sto spiegando per amore della verità, certo, che tutto sia corretto, perfetto o meno. Quando poi ci siamo riuniti di nuovo, Gavino non c'è stato, c'era stata la riunione, però lui aveva detto che non era interessato alla faccenda e abbiamo proseguito io, Cristiano Sabino, Bustiano e due di Progress, per cui qualcuno, anche voi stavate nicchiando, poi io a forza di discutere con alcuni di voi avevate mandato a Cristiano Vellutti con Alberto Pintus, per cui abbiamo cominciato le discussioni che si sono tenute giorno dopo giorno. Quello che tu chiami nicchiare ovviamente è una discussione profonda che c'è all'interno del nostro partito quando si prende una decisione qualsiasi, e in questo particolare frangente la decisione di intraprendere un progetto di convergenza nazionale o di convergenza indipendentista, che dir si voglia. Però, a parte, giustamente tu hai fatto una collocazione storica degli eventi che è giustissimo aver fatto, quali sono secondo te le prospettive attualmente? Le prospettive ci sono, benissimo, perché già aver incominciato a parlare è un successo, aver messo dei punti un altro successo, ma questi successi, che sono solo sulla carta, costano sempre su concetti personali e individuali. E cioè, in poche parole, cosa voglio dire con questo? Che il dramma che c'è in Sardegna sul fatto degli indipendentisti è derivato proprio da queste cose, in cui tutti diciamo la stessa cosa, tutti siamo d'accordo sulla stessa cosa, però in certi momenti storici siamo uno contro l'altro, tutto qua. Ecco, non ritieni che questa fase dei momenti storici in cui siamo uno contro l'altro sia superata e che sia arrivato invece il momento in cui le differenze anche di visione della società, le differenze di forma organizzativa che ci sono tra i partiti indipendentisti in questa fase possono diventare un arricchimento anziché ragioni di conflitto? Sì, dovrebbe essere così, ma io ti faccio l'esempio, per esempio. L'esempio nell'esempio, vada bene. Quando noi abbiamo cominciato a discutere sulla convergenza, io avevo detto se c'era la possibilità di fare la storia del referendum, perché tutti si dimenticano che io il referendum l'ho incominciato 2 anni fa, invitando a tutti, ma non solo, e parlavo ancora prima. Tutti mi hanno detto queste parole, che ognuno di noi poteva fare una cosa che voleva senza chiedere agli altri. Mi segui? Certo. Ti seguo io e ti ascoltano tutti i nostri ascoltatori. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire una cosa semplicissima. Che quando io nel mese di novembre, i primi di novembre, avevo cominciato a scrivere su Facebook che avevo dovuto ricominciare a raccogliere le firme per il referendum, tutti sono stati zitti, tutti sapevano che era sempre il mio pallino, questo qui, e nessuno ha detto nulla.
però io ho fatto questo, soprattutto veramente per le cose delle femmine, è scoppiato putiferio. Tutti immancabilmente si sono dimenticati un particolare enorme, gigantesco, e te li elenco. Per esempio, quando i Progress hanno incominciato le storie del cerchio verde per l'articolo 9, che oltretutto era un cavallo di battaglia anche nostro, di tutti gli altri, perché ne avevamo addirittura parlato, 10 di novembre con Cappellacci, nella riunione che c'era stata lì con lui, dei movimenti e dei partiti indipendentisti. Quando Bustiano ha incominciato a fare i suoi sondaggi SMS con telefonini su Gals e Veliseto, ha fatto, non ha chiesto mica nessuno, ha preso e l'ha fatto. Progress ha fatto la sua, a Manca vostra indipendenza si è fatto le sue cose, tranquillamente le proteste per Galsi e nei connessi senza che abbia chiesto assolutamente a Tizio Casteprun se voleva partecipare o meno. Quando l'ho fatto io si è scatenato un casino, e cioè, in poche parole, tutti si sentivano autorizzati a dire che non erano stati invitati, mentre invece erano stati tutti invitati, tutti lo sapevano, nessuno aveva parlato. Per cui, cosa sta a significare? Che da noi non è vero che c'è questa unità di intenti, che ognuno in certi momenti pensa che è più bello, che deve fare la mosca cocchiera, che deve fare questo e quest'altro. Perciò la convergenza va bene ed è giusta, ed utile, è necessaria perché l'aspettano tutti, che in certi momenti ci sia una piccola riflessione. Continuando su questa base, per esempio, adesso uno guarda in Facebook e dice convergenza nazionale, su Parisi Marletta è sparito. E chi è che ha avuto il potere di farlo sparire? Chi è che in questi rimanenti, gli altri tre movimenti, si sentono autorizzati a scrivere che Parisi Marletta non c'è più? Chi mi ha chiesto a me di loro se ci stavo o non ci stavo? Io li sfido a tutti e tre. Sfido Progress, perché io, Alberto, c'ha tutto ciò, i miei messaggi, tutto scritto, perché c'è scritto, dove dico che io sono d'accordo con questa convergenza, come testimone. Bustiano addirittura l'ha messo anche in quell'attacco che ha fatto per il referendum, ha detto, chiaro e netto, che non vuole assolutamente rompere con Parisi e Maluento questa convergenza. Chi rimane, che nessuno sa cosa, rimane a Manca, questa indipendenza. Cosa vuol dire? Che se quando tu hai il coraggio di postare una scritta o dire che questa convergenza è solo di questi tre, io che sono da questa parte, che sto parlando adesso con te, cosa devo dire? Dov'è questa convergenza? Dov'è l'unità di intenti quando c'è qualcuno che in teoria vuole imporre a tutti gli altri il suo pensiero, che poi oltretutto è proprio pensiero unico, a tutto il resto del movimento indipendentista in Sardegna? Queste sono delle cose che alla fine dei conti devono essere valutate in senso politico. Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato benissimo e credo che sia doveroso da parte mia darti una risposta e te la do rappresentando l'esecutivo nazionale di Progress. Io sono convinto che noi siamo convinti che la presenza di Maluentu all'interno della convergenza nazionale sia indispensabile. E lo dimostra il fatto che tu sei sulla radio di Progress in questo momento. Ti prego di non dimenticartelo perché io ti ho invitato in una trasmissione sulla convergenza. Ho invitato te, ho invitato Bustiano Compostu e ho invitato Cristiano Sabino. Quindi credo che dal punto di vista di Progress la risposta sia chiara già con la trasmissione che è andata in onda venerdì e che è andata in onda oggi, dove ci siete tutti e tre, compreso il nostro rappresentante che era Bobo Rebussa, ho scelto di intervistare lui. Detto questo, io non posso ovviamente rispondere per Cristiano Sabino che rappresenta... D'accordo con te. Non posso rispondere per Cristiano Sabino. Se voi lo ritenete opportuno, possiamo fare anche un confronto in radio fra voi due e Radio Indipendenza è a vostra disposizione. Però ti ripeto, se vuoi sapere un'opinione personale da intervistatore in questo caso e da membro dell'esecutivo nazionale, mi sembrano faccende che non sono insuperabili.